Martini Caudace, Polizzi, Grillo Zerillo, San Severino, Martignetti, Raimondi, Streberger, Lavardera, Macaluso, Caronia e Calagna. In panchina Longo, Ribaudo, Marino, D'Amico, Riina, Rosone, Bistretta, Alfano, Pipitone, Di Mercurio. Allenatore signor Andrea Pezzabene. Accademia Trapani con il numero 1 Bistretta, con il numero 2 Genna, con il numero 3 il nostro capitano Cammareri, con il numero 14 Campanella, con il numero 13 Centenze, con il numero 6 Ravazza, con il numero 7 Davanno, con il numero 18 Buongiorno, con il numero 19 Secan, con il numero 9 Ammucciato e con il numero 11 Agnello. In panchina Giliberti, Ilari, Di Cristina, Demba, Gioan Pires, Raffaele, Lamin, Ederi, Savona e Pizzo. Allenatore il signor Alberto Amoroso. Dirigerà l'incontro il signor Carlo Maria Dolenti della sezione di Caltanissetta, motivato dai signori Nicolò Somma di Palermo e Francesco Biondolino di Palermo. Amici sportivi, buon divertimento e forza Accademia! Amici sportivi, abbiamo appena sentito le formazioni delle due squadre per il match valevole per la quarta giornata di Eccellenza Sicilia Girone A, dove si sfideranno Accademia Trapani e Martini Caudace. L'Accademia Trapani è reduce da una vittoria e 2 sconfitte. La vittoria ottenuta con la Parmonval e le 2 sconfitte con il Bagheria e la Don Carlo Misilmeri. Partenza un po' migliore per quanto riguarda la Martini Caudace, che conta dalla sua 2 vittorie e un pareggio. Le 2 vittorie fatte con la Parmonval e con il San Giorgio Piano, mentre il pareggio con la Don Carlo Misilmeri. Iniziata da pochi minuti la partita, possesso della Martini Caudace, intervento da parte dell'Accademia Trapani non ritenuto falloso del direttore di gara, palla messa in rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani. L'Accademia prova a studiare il proprio avversario. Tentativo di attacco da parte della Martini Caudace, fermato dall'intervento di Polizzi. Gioco un attimo interrotto a causa di un contrasto, nulla di grave, si può proseguire. Rinvio di Polizzi, che prova a dialogare con i compagni. Opterà probabilmente per un rinvio lungo. Prova a cercare uno dei compagni e ci riesce sulla fascia sinistra. La difesa dell'Accademia Trapani riesce però a recuperare il pallone e provare a costruire una ripartenza. Palla che però termina in fallo laterale in favore della Martini Caudace. Occasione per la Martini Caudace, tiro impreciso, non riesce a prendere lo specchio della porta. Sarà rinvio quindi dal fondo. Il portiere opta per una costruzione dal basso, cross in cerca di un compagno in avanti che non ha buon fine. La Martini Caudace prova a ripartire sulla fascia sinistra, cercando un cross. L'Accademia Trapani lamentava però un fuorigioco. Fallo laterale in favore dell'Accademia Trapani, una posizione favorevole per la squadra di casa.
Leader stai, Danilo! Lì si deve mandare il ghiaccio! Leader! Arriva Luca! Tentativo d'attacco subito disinnescato dall'Accademia Trapani, ma si prova a costruire anche sulla fascia destra. Intervento su Calagna non ritenuto falloso però dal direttore di gara. L'Accademia Trapani ne approfitta per costruire il gioco, ma la difesa della partita di Caudace riesce in qualche modo a disinnescare il tentativo di ripartenza da parte il direttore di gara. Interrompe momentaneamente il gioco per un fastidio avvertito da Calagna. Per il direttore di gara si deve ripartire. Rimessa laterale per Genna, facile però per la difesa dell'Accademia Trapani, che accompagna il pallone tra le braccia del portiere. Prova a costruire l'Accademia Trapani. Calagna prova l'inserimento, non riuscendoci. Aspetta, ferma il gioco, lascia a me, vai dietro. Giulio. Jack, 2 secondi, Jack. Forte Dani, forte Dani. La partita di Caudace prova a ripartire. Grazie. Errore nel tentativo di mettere in mezzo il pallone, palla che scorre in fallo laterale, sempre in favore della partita di Caudace. Prova a mettere in mezzo, palla facilmente allontanata. Prova a costruire sulla fascia sinistra la Partini Caudace, intervento non ritenuto falloso dall'arbitro e la palla finisce. No, invece intervento ritenuto fallo laterale in favore della Partini Caudace, ma prova di ripartenza da parte dell'Accademia Trapani, che ha un'ottima occasione per portarsi in vantaggio con la palla tra i piedi di Secan, che però non riesce ad ottenere un ottimo controllo del pallone. La difesa della Partini Caudace prova a costruire il gioco. Invio lungo che prova a trovare il compagno, ma trova semplicemente la difesa attenta dell'Accademia Trapani. Fallo. Fallo commesso dalla Vardera, probabilmente una sbracciata in elevazione. Non ribatte subito l'Accademia Trapani. Prova col lancio lungo sulla fascia destra, che potrebbe favorire un cross in mezzo, però trova l'attenta difesa della Partini Caudace, che spazza via il pericolo. Tranquillamente Polizzi invita a mantenere la calma. Grillo prova lo scambio, errore nel passaggio e occasione per l'Accademia Trapani
portata in calcio d'angolo da Martignetti. Sarà calcio d'angolo dunque in favore dell'Accademia Trapani. Si stacca Alessandro, non Alessio. Chiama lo schema Vai Cristiano, vai! e Polizzi ci mette una pezza e allontana il pallone che rimane ancora pericoloso in area di rigore e poi viene È nostra! Oh! Cristiano! Guarda che batte! messa laterale per la Partinico Audace che prova Su quello che con batte! probabilità il lancio lungo che voleva cercare la testa di Macaluso. Altra rimessa laterale per la Partinico Audace che riparte questa volta dalla difesa. Prova il lancio lungo intercettato dall'attenta difesa dell'Accademia Trapani che prova subito a ripartire. Tentativo che però finisce facile tra le braccia di Polizzi. Il mister della Partinico Audace invita a costruire con calma e Polizzi tenta il lancio lungo intercettato subito dalla difesa dell'Accademia Trapani che prova subito a ripartire. Palla che finisce in fallo laterale. Batterà subito Zerillo. Fermo Calà! Calagna largo! Attacco dell'Accademia Trapani sventato dalla difesa della Partinico Audace che porta lontano il pallone. Nuovamente fallo laterale in favore della Partinico Audace che tenta il lancio lungo alla ricerca sempre di Macaluso, ma adesso riparte l'Accademia Trapani che con Secan che non riesce ad agganciare il pallone a seguito del lancio lungo del proprio compagno. Palla che però finisce in calcio d'angolo in favore dell'Accademia Trapani. Marco! Ignazio! Chiedo scusa, rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani in zona pericolosa. Ignazio! Si tenterà probabilmente il lancio lungo in area. Tentativo disinnescato dalla difesa della Partinico Audace che prova a ripartire velocemente ma fallisce nel tentativo. Nel frattempo Ammucciato tenta l'inserimento nella fascia destra non riuscendo. Fallo in favore della Partinico Audace che permette alla squadra ospite di respirare un attimo dopo una serie di tentativi in attacco da parte della squadra di casa. Stai qua, non può fare no. Farsi vedere 1,5. Batte lungo la Partinico Audace alla ricerca di uno dei compagni
ma finisce facilmente tra le braccia di Mistretta il pallone. Prova a costruire sulla fascia destra. Cross lungo. Vai Gianni! Attimi di difficoltà per la partita audace, per il pressing da parte della squadra di casa. L'arbitro fischia un fallo in favore dell'Accademia Trapani. La squadra decide di ripartire dal portiere. Tentando di costruire sempre sulla fascia destra, cercando una giocata di tacco che poteva finire tra i piedi di Secan. Grillo prova a costruire sulla fascia destra, palla che finisce in fallo laterale. L'arbitro ferma il gioco. Dovete dare l'assistente all'altro lato. Problemi con uno dei due guardalinea. Il gioco viene dunque momentaneamente interrotto. Allora non servono niente, io non li seguirò più. Io non voglio lui mi fa Un problema fisico per uno dei due guardalinea costringe a uno dei dirigenti dell'Accademia Trapani a sostituire uno degli assistenti. Il gioco dunque momentaneamente fermo. Roberto Sorrentino di Trapani. Ragazzi, ovviamente non lo può vedere alla perfezione. Non decidono loro, possono fare come bandierine certi, i cuori. Non mi interessa, è una figura solo dal regolamento, capito? No, parlo con il suo giocatore. Può finalmente riprendere in gioco. Grillo lancia una messa laterale in favore dei suoi compagni. L'arbitro ferma il gioco. Mario vicino Gianni, guarda la palla, Gianni. Riprende finalmente il gioco, lancio lungo dell'Accademia Trapani alla ricerca della galoppata nella fascia destra, cercando forse un corner che finisce troppo alto, non trova assolutamente nessuno. Sarà comunque rimessa dal fondo per Polizzi. Ricordiamo che la partita audace, reduce da 2 vittorie e un pareggio, si trova a quota attualmente 7 punti in campionato, 3 invece i punti dell'Accademia Trapani con 2 sconfitte e una sola vittoria finora in queste prime 3 giornate di campionato. Nel frattempo un attimo di scontri a centrocampo con il possesso che va tra le gambe dell'Accademia Trapani, che prova a costruire sulla fascia destra nuovamente, cercando la galoppata del compagno che potrebbe mettere in mezzo. Palla che arriva
ad Ammucciato che non riesce a mettere adeguatamente il pallone in mezzo per i suoi compagni. Nel frattempo la Partinico Audace prova a ripartire, venendo tentativo che viene disincrostato da Centonze, che mette in fallo laterale. Sarà sempre Grillo a eseguire la rimessa laterale in favore della Partinico Audace, che cerca il lancio lungo sulla fascia destra. Uno dei giocatori dell'Accademia Trapani a terra, lamenta un fallo, il direttore di gara fischia. Ravazza rimane ancora a terra. Dunque punizione in favore dell'Accademia Trapani. Può un attimo respirare dopo l'incursione della squadra ospite. In stretta con il lancio lungo alla ricerca dei compagni in zona d'attacco. Secan prova a strappare la palla. Sitto regolare per il direttore di gara e contropiede della Partinico Audace che scatta sulla fascia destra, ma che torna indietro. Tentativo di cambio gioco nella fascia sinistra intercettato dalla difesa dell'Accademia Trapani, che prova a sua volta la ripartenza, non trovando però Secan a ricevere il pallone. Tentativo di tiro da parte di Agnello, che finisce però troppo alto, non trova la porta dello specchio della porta. Si batte corto. Grillo che prova a cercare il compagno, palla in fallo laterale. Batterà sempre Grillo. Passaggio errato da parte di Grillo, tentativo di lanciare in avanti Secan, intercettato dalla difesa della Partinico Audace, che prova a ripartire questa volta sulla fascia sinistra. Viene fermato dall'Accademia Trapani, che può ripartire. Riesce a intercettare il passaggio per Secan, che non riesce nuovamente a trovare il pallone giusto per lanciarsi in attacco. Rimessa laterale comunque in zona pericolosa per l'Accademia Trapani. La Partinico Audace prova a costruire sulla fascia destra. Passaggio errato di Grillo, controllo a sua volta errato da parte dell'Accademia Trapani, che restituisce il pallone agli ospiti, che provano il lancio lungo alla ricerca dei compagni in avanti. Costruzione del gioco nella fascia sinistra. Può tentare il cross ma non arriva al pallone. Palla che finisce sul fondo, sarà dunque rimessa per Mistretta.
Tenta il lancio lungo l'Accademia Trapani, alla ricerca di compagni in avanti, fallo, intervento non ritenuto falloso dall'arbitro che fa proseguire il gioco, ma i compagni si fermano. Gioco momentaneamente fermo al Roberto Sorrentino di Trapani. Palla restituita dalla Partinica Audace alla squadra di casa. Bravo Giulio! In stretta prova il lancio lungo alla ricerca dei compagni in zona d'attacco, lancio che viene intercettato prima dalla difesa della Partinica Audace, che prova a costruire nuovamente sulla fascia destra e tenta la ricerca del proprio compagno, che riesce a mettere la palla e sarà rigore e rosso. Accademia Trapani in 10, clamoroso. Fallo ai danni di Caronia, che guadagna un preziosissimo calcio di rigore e lascia in 10 l'Accademia Trapani. Rigorose chiaramente le proteste della squadra di casa, espulsione che sicuramente condizionerà e non poco l'andazzo della partita. Abbandona il campo Genna, autore del fallo, e gli è valso il rosso ed è valso anche il rigore per l'Accademia, per la Partinica Audace, guadagnato da Caronia. Continuano le proteste da parte della squadra di casa, tutto tempo che probabilmente verrà recuperato dal direttore di gara nei minuti di recupero. Invece sarà punizione al limite dell'area e non calcio di rigore. Comunque Accademia Trapani in 10. Fallo commesso a pochi millimetri dal limite dell'area. Questa è una battuta Calagna, che cede invece il pallone al compagno. Tentativo di tiro finisce troppo alto. La partita rimane dunque inchiodata sullo 0-0. Certo è che l'espulsione ai danni dell'Accademia Trapani potrebbe condizionare notevolmente la partita. Accademia Trapani che non si fa scoraggiare
da Rosso e prova a proporsi in attacco, palla però recuperata dalla Partinico Audace, che chiaramente proverà ad approfittare di questa ghiotta occasione per potersi portare in vantaggio già in questo primo tempo. Prova lo scatto sulla fascia destra la squadra ospite, che tenta il cross che termina però troppo alto. Basta Peppe, ci aiuta adesso, basta. Pressionate. Non ti fa ammonire, appoggerà. Dietro la porta la palla. Vai Giulio, vai Giulio. Mistretta dal fondo tenterà probabilmente un rinvio lungo per i suoi. Ammucciato cerca di favorire la palla verso Secan. Fallo ai danni della Partinico Audace. Guardate che rimane giù. Tecnico della squadra ospite che invita alla calma i suoi e ad approfittare di questo momento sicuramente scoraggiante per la squadra di casa, che dal primo tempo si trova con un uomo in meno. Tentativo d'attacco sulla fascia sinistra da parte della Partinico Audace, disinnescato dalla difesa dell'Accademia Trapani. Altro tentativo da parte della squadra ospite di portarsi in vantaggio. Esci da lì. Il gioco momentaneamente fermo. Cambio per l'Accademia, esce con il numero 9 Ammucciato, numero 15. C'è un cambio per l'Accademia, esce con il numero 9 Ammucciato ed entra con il numero 15 Giorgio. Angelo, pronto alle seconde, Angelo, manca. Peppe. Bravo Ciccio, Lancio lungo alla ricerca dei compagni, che viene intercettato e mandato sugli spalti dalla difesa della Partinico Audace. Rimaniamo coperti, attenzione. Rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani, che prova il lancio lungo verso i compagni, ma che trova il muro difensivo della squadra ospite. Nonostante ciò l'Accademia Trapani continua a provare a costruire, tenta il fraseggio tra le linee avversarie, quella che però finisce sul fondo. Altro tentativo da parte dell'Accademia Trapani, che prova a continuare a costruire sulla fascia destra. Palla in mezzo. Devi stringere un po', Peppe. Pippo. Lì, Giorgio. Mario, lo fai giocare. Mario, fallo. Prima. Rimessa laterale in favore della Partinico Audace, che prova a costruire con un lancio lungo sulla fascia destra per Steberg. Macaluso prova
mettere in mezzo. Sarà quindi calcio d'angolo in favore della Partinica Audace. Batte corto, cross in mezzo e palo. Proteste, palo e poi parata miracolosa di Mistretta che salva la squadra di casa dal gol del possibile 1-0. L'Accademia Trapani prova a ripartire subito. Approfittando delle proteste della Partinica Audace che prova a ripartire. Caronia tenta il tiro ma manca lo specchio della porta. Palla dunque che finisce sul fondo. Attimi di paura per la squadra di casa che è sicuramente in difficoltà a causa dell'espulsione. Sta facendo un attimo fatica e sta ricevendo numerose incursioni da parte della squadra ospite e tenta in ogni modo di andare negli spogliatoi nella chiusura del primo tempo con un risultato vantaggioso. Lancio lungo da parte di Mistretta che non trova però i compagni. Palla che finisce dunque in fallo laterale. Rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Pallone che prova ad essere recuperato nella Partinica Audace che mette fallo e regala un'interessante punizione alla squadra di casa. Forte, via! Battere Campanella. Marco! Campanella prova a mettere in mezzo cercando i propri compagni ma Grillo allontana di testa. Altro tentativo murato da parte dell'Accademia Trapani che prova nonostante l'inferiorità numerica a spingere, a cercare il gol. La squadra di casa lamenta un fallo di mano, il direttore di gara dice che è tutto regolare. Rimessa laterale da parte dell'Accademia Trapani che prova a mettere in mezzo per i propri compagni. Giocatore dell'Accademia Trapani che lamenta Ginocchio, ragazzo vostro. che lamenta un fastidio. Rimane a terra il giocatore dell'Accademia Trapani che lamenta probabilmente un fastidio al ginocchio. Chiama lo schema nel frattempo. Accademia Trapani in calcio d'angolo, battuta corta, 1-2 e poi palla in mezzo che sfiora il gol del potenziale vantaggio. Quello che inizialmente sembrava un cross di Campanella si va invece a schiantare sulla traversa
e la Partinico Audace. Per il gioco viene da dietro. Fa laterale. Non vai a giocare, non vai a giocare. Non vai a giocare. Mario. Nel frattempo rimessa laterale per la Partinico Audace. È dietro! Lancio lungo alla ricerca dei compagni in avanti, che però pallone che finisce nuovamente in fallo laterale in favore dell'Accademia Trapani, in favore della Partinico Audace, proteste dell'Accademia Trapani. Fallo di mano di Secan che tentava la ripartenza veloce. Giallo. Giallo probabilmente per protesta a Buongiorno. Lancio lungo a cercare i compagni, trova l'attento difensore dell'Accademia Trapani che respinge e tenta di costruire la ripartenza. Secan, palla recuperata però sulla fascia sinistra della Partinico Audace, ma altro tentativo da parte dell'Accademia Trapani di costruire l'azione vincente. Fallo invece commesso dalla Partinico Audace e giallo, altro giallo partita che sin dal primo tempo si mostra particolarmente accesa rispetto a falli e cartellini. Ricordiamo che l'Accademia Trapani attualmente si trova in 10 a causa dell'espulsione di Genna per fallo sull'ultimo uomo. Nel frattempo si appresta alla battuta l'Accademia Trapani. Con probabilità tenterà il lancio lungo alla ricerca della spizzata vincente di qualcuno dei compagni proposti in avanti. Subito in preventiva. Battuta e palla che finisce tra le mani di Polizzi ma che sfugge e che dunque finisce sul fondo. Sarà calcio d'angolo in favore dell'Accademia Trapani. All'angolo batte Campanella. Poc'anzi è andato molto vicino al gol, un tiro che ha spizzato la traversa avversaria. Ragazzi, diamo questa palla. Invio dal fondo, nel frattempo tenta la costruzione sulla fascia sinistra la Partinico Audace, giocatore che inciampa e regala un prezioso pallone in fallo laterale all'Accademia Trapani che prova incessantemente, nonostante l'inferiorità numerica, a dare il tutto per tutto, cercare di trovare il gol del vantaggio che farebbe un attimo respirare la squadra di casa.
Palla che finisce semplice tra le braccia di Polizzi, che riparte subito sulla fascia destra sui piedi di Grillo. Lancio lungo alla ricerca dei compagni in zona d'attacco da parte della Partinico Audace. Attimo di contrasto tra Macaluso e Mistretta. L'arbitro invita alla calma i due giocatori. Ripartenza dell'Accademia Trapani che con Secan che intercetta il pallone finendo di pochissimo, troppo sopra lo specchio della porta. Occasione d'oro dell'Accademia Trapani per portarsi in vantaggio e andare negli spogliatoi con un vantaggio importante che avrebbe permesso di gestire il secondo tempo in maniera completamente diversa. Nel frattempo la Partinico Audace si propone nuovamente in avanti sulla fascia sinistra, cercando di inserirsi in mezzo. Pallone che finisce tra le gambe attimi di lotta nella zona della bandierina, che però si trasforma in un possesso pericolosissimo per la Partinico Audace, che prova a cambiare tutto. Lancio forse un po' troppo impreciso di Calagna alla ricerca dei compagni, palla che finisce facilmente sulle braccia di Mistretta, che può momentaneamente respirare. Accademia Trapani che nonostante l'inferiorità numerica sta riuscendo comunque a proporsi in avanti, a mantenere la situazione di parità. Riprende il gioco dopo un fallo, nuovamente fallo. Il direttore di gara invita i giocatori alla calma, è giallo. Grandi proteste. Grandissime proteste. Continuano le proteste da parte della squadra di casa e anche del pubblico, ma la Partinico Audace nel frattempo si appresta alla battuta di una punizione nei minuti finali del primo tempo che potrebbe valere il prezioso gol del vantaggio per andare con tutt'altro umore negli spogliatoi alla fine del primo tempo. L'arbitro fischia fuori gioco. Risultato inchiodato sullo 0-0 qui all'impianto sportivo Roberto Sorrentino di Trapani. Lancio lungo di Mistretta alla ricerca sempre di Secan. Fallo
importantissimo, una zona pericolosa per l'Accademia Trapani. Anche insieme stiamo giocando. Fallo guadagnato da Buongiorno. Dove è l'arbitro? Marco, metti la mano. Marco. Punizione battuta sempre da Campanella. Posizione molto pericolosa per la partita Audace. Lancio in mezzo per i compagni, che trova però l'attenta difesa della Partinica Audace. Per l'arbitro può bastare così per il primo tempo. Accademia Trapani, Partinica Audace chiude il suo primo tempo sullo 0-0. Lillo Bonfatto, altra vittoria convincente del Licato, soprattutto nel primo tempo si è stati bravi a concretizzare contro una squadra che vi ha anche un po' messo in difficoltà. Sì, devo fare complimenti anche al Bagheria perché è una squadra giovane, ma una squadra che ha idee, una squadra che si muoveva bene, giocava. Noi devo fare i complimenti ai ragazzi perché l'abbiamo preparata così, l'abbiamo interpretata per partire forte, ci è riuscito, l'abbiamo sbloccata. Poi è normale, ci sta, dopo che al primo tempo stai 4-0 puoi mentalmente mollare, però poi abbiamo preso gol, poi ci siamo ripresi, a tratti abbiamo fatto le cose giuste, a tratti sinceramente abbiamo fatto la cosa un po' più difficile, però per il risultato che c'era ci poteva stare. Ecco, oggi la scena se l'è presa almeno a livello di marcature Luca Palmisano, e la conferma comunque del fatto che hai tanti giocatori che possono fare male anche in diverse maniere. Sì, diciamo che per statistica nelle mie squadre hanno sempre segnato un po' tutti, sappiamo che possono segnare gli attaccanti perché devono fare gol obbligatoriamente, gli esterni però anche ho mezzali che si inseriscono e possono fare gol, poi i terzini che spingono, quindi diciamo che per ora gira bene, fanno gol e siamo contenti, però a me quello che interessa più di tutti è che l'atteggiamento non deve mai mancare, la voglia di vincere le partite non deve mai mancare, e quindi siamo contenti. Siete contenti? Adesso domenica prossima altro esame importante lontano da casa. Intanto che partita ti aspetti e come naturalmente hai già in testa qualcosa anche in base a quelli che sono i giocatori a tua disposizione? Dovrebbe tornare pettinato se non sbaglio dalla squalifica. Sì, torna pettinato, siamo contenti che torna perché è giusto avere anche più alternative. E così a me piace che il gruppo mi mette in difficoltà come mi mette in difficoltà durante tutta la settimana perché si allenano bene con la giusta intensità e noi tecnici dobbiamo essere bravi poi a scegliere quello che ti permette la partita, quello che tu vedi durante la settimana, poi puoi fare le cose giuste, puoi fare anche le cose sbagliate, però domenica sappiamo, ci godiamo questa partita. Oggi, già da domani dobbiamo pensare la prossima che è il Misilmeri, una squadra ovviamente buona, allenata anche da un bravissimo tecnico che conosco e quindi però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene mentalmente. Poi ripeto, i ragazzi durante la settimana si allenano con quella voglia, con quella determinazione che va fuori dal normale, quindi per me viene facile. Angelo Tomasello, guardando il punteggio si potrebbe pensare a una partita andata come da pronostico, la squadra nettamente più forte dell'altra sulla carta, però chi ha visto la partita sa che il Bagheria, soprattutto nel primo tempo, prima magari di subire il quarto gol, è stato pienamente in partita e meritava forse un punteggio diverso. Il calcio è strano nel senso che comunque poi al di là della mole di gioco, di quello che fai, poi quello che sposta le partite sono gli episodi, diciamo che non siamo stati bravi o fortunati, abbiamo preso 2 gol in avvio di partita, un Eurogol, poi il secondo gol, diciamo il rigore lo voglio rivedere, però è chiaro che poi questi 2 episodi hanno indirizzato la partita, una squadra come il Licata, con quella qualità offensiva chiaramente poteva sempre farti male, però i ragazzi nonostante questo passivo, hanno provato a rimanere in partita e se rimprovero qualcosa alla mia squadra è proprio che nel momento del 3-1
c'è stata quasi la foga di volerla riprendere quando là dovevamo un attimino respirare e secondo me cercare di rimanere in partita. Poi chiaramente sul finale del primo tempo arriva il 4-1 e là a quel punto la partita è compromessa. Abbiamo avuto poi buon atteggiamento nel secondo tempo, però niente, questa partita la mettiamo da parte, impariamo che dobbiamo essere più attenti, più cinici e andiamo avanti per la nostra strada. Ecco, so che non ti piace parlare dei singoli, ma ti ci faccio parlare lo stesso. In particolare due giocatori hanno attirato l'attenzione anche di chi ha seguito la partita. Uno sicuramente Ordóñez, non soltanto per il gol, ma anche per questo suo continuo movimento, anche una proprietà di palleggio importante. E anche il terzino Ballariano, un 2006. Parlaci un po' di questi ragazzi. No, vabbè, sono dei ragazzi che hanno tanta voglia, tanta fame. Ordóñez è un ragazzo spagnolo che sta rientrando dopo 15 mesi da un lungo infortunio, tanta voglia, tanta fame e sono contento per lui perché oggi finalmente devo dire l'ho visto un po' più sciolto, ha fatto anche gol, quindi bene il percorso. Ballariano è un altro ragazzo in gamba che l'anno scorso ha giocato già in eccellenza, nel 2006, si sta adattando un po' a questo ruolo nuovo che io ho trovato come terzino sinistro, ma poi diciamo, oltre a questi nomi diciamo, tutti i ragazzi stanno crescendo e stanno impegnando. Peccato perché, ripeto, arrivare qua con buoni propositi e prendere 4 gol nel primo tempo brucia tanto, però ripartiamo da martedì più convinti che mai. Mister dell'Ascari Cefalù, mister Comito, buona la prima, il primo round del primo turno di Coppa Italia si chiude col punteggio di 1-0, diciamo un commento sulla vittoria dei suoi ragazzi. Siamo contenti perché non era facile iniziare col piede giusto perché ci alleniamo da un mese, quest'anno stiamo iniziando troppo in ritardo, quindi un mese di allenamento, non vedevamo l'ora. Contro una buona squadra, devo dire, perché l'Aspra è una buona squadra, una squadra di categoria con gente molto valida. Sono contento per il risultato, magari poteva essere diciamo, un po' più rotondo, però va bene così, dico, lavoriamo e pensiamo testa a domenica per l'inizio del campionato. Bomber Moccero ricomincia da come aveva terminato, cioè con una grandissima perla, un Eurogol che porta in dote un successo adesso da gestire in vista della gara di ritorno. Guarda, Moccero sì, certamente non lo scopro io, per queste categorie è un giocatore affermato, ha fatto un gran gol, lui sa cosa gli chiedo perché secondo me ancora non è al massimo delle sue potenzialità, sa cosa voglio da lui, è un ragazzo intelligente con potenzialità secondo me fuori dal comune. Quindi anche lui sa che deve migliorare come tutti, del resto siamo solo agli inizi, al ritorno al momento non ci pensiamo, godiamoci questo risultato, da domani penseremo all'inizio del campionato domenica e poi prepareremo il ritorno a casa loro. Quindi la prima giornata di campionato sarà nuovamente in casa davanti al pubblico contro il Pro Falcone. Qual è l'obiettivo stagionale dell'Ascari Cefalù quest'anno? Guarda, non saremmo presuntuosi a dire vogliamo questo, vogliamo quello. Facciamo iniziare il campionato, siamo in un girone dove qualcosina sappiamo ma non del tutto, quindi è tutto da scoprire e noi lavoriamo giorno dopo giorno, lavoreremo partita dopo partita e poi vedremo quale sarà la nostra reale forza, se possiamo ambire a qualcosa o meno, ma soltanto col lavoro settimanale, ti ripeto, con la conoscenza delle squadre che non sappiamo al momento come sono, insomma, con tutto il massimo rispetto, attenzione. Il mister dell'Aspra Sciortino, i suoi ragazzi sono ancora in corsa al termine della partita di oggi, che comunque è terminata 1-0 di misura. Quali sono le prospettive in vista della gara di ritorno? Noi abbiamo una squadra giovane costruita per la salvezza, ci tenevamo a far bella figura oggi, i ragazzi si sono comportati bene dentro il campo, hanno lottato fino alla fine, potevamo pareggiare come l'Ascari poteva segnare il gol del raddoppio, però sono contento dei miei ragazzi. Un secondo tempo in crescendo che lascia ben sperare in vista del prosieguo della stagione, visto che questo potrebbe essere un buon sintomo di una buona condizione da parte dei suoi ragazzi. Sì, il secondo tempo molto meglio del primo, ripartiamo da questo e andiamo passo per passo, speriamo bene. Senza cattiveria, senza voglia,
senza questi presupposti sicuramente è difficile fare risultato, è difficile impattare contro una squadra quadrata come Misilmeri, che ha fatto, diciamo, il minimo sindacale per portare via i 3 punti meritatamente, perché poi bisogna riconoscere il valore dell'avversario, cosa che non abbiamo sempre fatto, riconosciamo i nostri demeriti, che sono abbastanza quelli di un atteggiamento, di un approccio che non va bene, che sono delle situazioni che bisogna subito fare un'inversione di rotta, perché ci sono degli avversari che ti castigano alle prime situazioni, e quando gli offri pure il fianco, questo di qua diventa per noi una montagna insormontabile. Quindi l'inversione di rotta deve essere subito determinante. Cambi di modulo che possono avvenire durante la partita, queste qua, grazie alla duttilità che hanno alcuni giocatori, quindi ti permette di non fare dei cambi, ma di, come dico, gli effettivi in campo, di cambiare atteggiamento, un modulo. L'atteggiamento è quello là che dobbiamo cambiare, la cosa più importante è questa, perché quando si tira così poco in porta difficilmente puoi mettere in difficoltà l'avversario come Don Carlo Misilmeri, ripeto, che ha fatto il minimo sindacale, ha vinto meritatamente. Noi dobbiamo solamente recitare in mia colpa e cercare di capire dove sono i problemi che oggi sono emersi e che sinceramente bisogna subito mettersi alle spalle, perché se no questo campionato sarà molto difficile. Squadre che ritornano in campo per il secondo tempo di Accademia Trapani e Partinica Audace. Partita valevole per la 4ª giornata di Eccellenza Sicilia, Girone A. Risultato inchiodato sul 0-0, nonostante nel primo tempo ci siano state diverse occasioni dove entrambe le squadre avrebbero potuto guadagnarsi il gol del vantaggio. Una per squadra, per quanto riguarda l'Accademia Trapani, una traversa scheggiata da Campanella, mentre per quanto riguarda la Partinica Audace una punizione ai limiti dell'area che ha portato tra l'altro all'espulsione di Genna dell'Accademia Trapani, che lascia così i padroni di casa in 10 uomini. Nonostante l'espulsione, la squadra di casa ha comunque combattuto, cercando strenuamente il gol che avrebbe potuto portare le due squadre col vantaggio negli spogliatoi. Gol che da entrambe le parti non è avvenuto, e quindi si inizia il secondo tempo di Accademia Trapani, Partinica Audace, sempre sullo 0-0. Si attende solo il fischio del direttore di gara per l'inizio del secondo tempo. L'arbitro dice che si può iniziare. Inizia dunque il secondo tempo di Accademia Trapani Partinica Audace. Subito rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani. Anzi, chiedo scusa, punizione che permette sin da subito alla squadra di casa di poter tentare un lancio lungo e una possibile spizzata vincente che significherebbe il gol del vantaggio. Batte sempre Campanella.
autore di un tiro nel primo tempo che ha scheggiato la traversa e che per un pelo non ha portato la squadra di casa in vantaggio. Pallone che finisce troppo alto, facile tra le braccia di Polizzi, che invita i suoi compagni a ripartire subito sulla fascia sinistra. Recupero pericolosissimo da parte della squadra di casa. Rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani, che cerca di costruire l'azione vincente, non si fa dunque scoraggiare dall'inferiorità numerica. Nel frattempo tentativo di incursione da parte della squadra ospita che viene disinnescato, poi allontanato dalla difesa dell'Accademia Trapani. Ancora possesso Accademia Trapani. Palla intercettata dalla parte di Nicaudace e poi nuovamente dall'Accademia Trapani, che prova il lancio lungo per Secan sulla fascia sinistra, che termina però in fallo laterale. Scambio con Campanella, palla nuovamente in fallo laterale, nuovamente per l'Accademia Trapani. Tentativo di incursione sulla fascia destra da parte dell'Accademia Trapani. Palla recuperata dalla parte di Nicaudace, che tenta la ripartenza sulla fascia destra. Secan aggancia il pallone e prova a cambiare il gioco verso Cammareri, che mette in mezzo. Gianni, occhi in mezzo. Dai raga! Rimessa laterale in favore della parte di Nicaudace, che cerca i compagni in avanti. Palla nuovamente ai piedi di Cammareri, che cerca il cross in mezzo. Polizzi chiama la palla e riparte subito sulla fascia destra. Nicaudace prova a costruire, palla che finisce però facilmente tra i piedi di Mistretta, che invita i suoi alla calma. Mistretta la prende con le mani. Lancio lungo a cercare Daguan. Cambio per la squadra ospite. Entra 18. Cambio per la parte Nicaudace. Esce Stolberg ed entra Mistretta. Prova a proporsi subito in avanti Mistretta. Pallone viene allontanato dalla difesa dell'Accademia Trapani. Fallo laterale per la parte di Nicaudace, che prova a battere subito. Tentativo di ripartenza da parte dell'Accademia Trapani sulla fascia sinistra, che potrebbe e opta per un cambio gioco sulla fascia destra con Cammareri, che tenta
di costruire il pallone vincente sarà invece rimessa laterale per Cammareri. Campanella in area di rigore regala però il pallone della ripartenza della Martinica Audace, che la squadra ospite spreca e concede un fallo alla squadra di casa, che tenta subito di ripartire. Errore e tentativo di ripartenza della squadra ospite sulla fascia sinistra. Fallo su Mistretta, intervento falloso di Cammareri su Mistretta. Alla battuta Caronia. Batte Caronia cercando i compagni in mezzo, pallone che viene allontanato per la ripartenza interrotta. Fallo commesso da Calagna, che becca anche lui il giallo ai danni della ripartenza, possibile ripartenza di Secan. Sarà dunque calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Lancio lungo sulla fascia sinistra dell'Accademia Trapani, che prova a costruire un pericolosissimo pallone che non arriva tra i piedi di Secan. Squadra di casa che non si fa scoraggiare dall'inferiorità numerica e continua in maniera asfissiante ad attaccare la porta avversaria. Squadra che entra in questo secondo tempo con una mentalità senza dubbio vincente. Ancora Accademia Trapani che cerca il tiro dalla distanza, ma che non trova lo specchio della porta. Palla che finisce sul fondo e sarà battuta dalla Polizia. Polizia invita i suoi alla calma. Cerca di costruire la ripartenza sulla fascia destra, lancio lungo alla ricerca dei compagni in attacco, intercettato. Il numero 15 dell'Accademia Trapani. Ma arriva un altro cambio per la partita Audace. Alagna, vieni. Esce Alagna, entra Alfano. Cambia! Go! Scontro a centrocampo tra le due squadre che provano a costruire l'azione vincente. Martinica Audace che prova l'incursione sulla fascia sinistra, ma che si trasforma in un contropiede dell'Accademia Trapani, con Secan che prova a scaricare sulla fascia destra. Fallo, intervento non ritenuto falloso dall'arbitro, che fa proseguire il gioco favorendo una ripartenza pericolosissima della Martinica Audace, che però non trova il giusto passaggio per servire il proprio compagno in area.
Partita ancora fissa sullo 0-0, ricordiamo che l'Accademia Trapani è rimasta in 10 nel primo tempo grazie a un fallo commesso da Genna che è valsa l'esposizione diretta, dato che si trattava di fallo sull'ultimo uomo. Nonostante questo la squadra di casa continua in maniera insistente a cercare il gol che significherebbe il vantaggio in una partita inchiodata ancora sullo 0-0. Mistretta cerca il lancio lungo alla ricerca di Sekan, che non riesce a controllare bene il pallone ma in qualche modo riesce a servire il proprio compagno. Campanella, serve Cammareri. Cammareri prova a scattare sulla fascia destra, servire un compagno in mezzo che non c'è. Fallo a centrocampo ai danni in stretta. Batte velocemente la Partinico Audace, che prova a costruire il gioco sulla fascia sinistra. Cross in mezzo e tiro murato della Partinico Audace. Macaluso vede il suo tiro murato dalla difesa attenta dell'Accademia Trapani, che sta concedendo veramente poco in questo secondo tempo. Riparte Mistretta invitando a salire i propri compagni. Intervento non ritenuto falloso dall'arbitro. Si continua il gioco, possesso attualmente della Partinico Audace, che prova la ripartenza, prova a cambiare tutto alla ricerca di Sanseverino sulla fascia sinistra, conquistando una rimessa laterale. Sanseverino ancora prova lo scambio con il proprio compagno, non capendosi alla perfezione, concedendo in un primo momento la palla all'Accademia Trapani, ma poi recuperando nuovamente il pallone. Grillo cerca di inserirsi in mezzo, pallone però che non riesce. Mistretta recupera tranquillamente pallone con le mani. Riparte da Cammarelli, che tenta il lancio lungo per Sekan. Lancio intercettato alla difesa della Partinico Audace, che prova strenuamente a recuperare il pallone, attualmente sulle gambe di Campanella, che serve sulla fascia sinistra il compagno che prova a scattare. Sekan serve Cammarelli, cross in mezzo e gol dell'Accademia Trapani a segnare il gol vittoria. Sekan. L'Accademia Trapani si porta dunque in vantaggio al minuto 60, nonostante l'inferiorità numerica. L'Accademia Trapani non si è lasciata scoraggiare, è entrata nel secondo tempo con una mentalità assolutamente vincente, che è valsa il gol dell'1-0. Risultato dunque di 1-0 in favore dell'Accademia Trapani. A segnare il gol per la squadra di casa Sekan.
Attenzione, tentativo di incursione da parte della Partinico Audace che vuole subito ristabilire la parità, ma pallone che viene recuperato dalla squadra di casa che insaziabilmente continua a proporsi in avanti, commettendo però fallo tra le proteste generali anche del pubblico di casa. Ma la Partinico Audace riparte subito sulla fascia sinistra, Zerillo per Martignetti, cambia tutto per Grillo, lancio lungo di Grillo a cercare Mistretta in area, ma per l'arbitro è fuori gioco. Lancio lungo di Mistretta alla ricerca di Secan che aggancia il pallone non in maniera particolarmente efficace, ma va bene comunque. Possesso dell'Accademia Trapani che prova a lanciarsi in attacco, commette però fallo. Numerose le proteste del pubblico di casa che lamentano un'eccessiva esigenza da parte dei fischi al direttore di gara. La squadra di casa lamenta un fallo, ma per il direttore di gara si può continuare. Si propone nuovamente sulla fascia sinistra l'Accademia Trapani. Rimessa laterale in favore della Partinico Audace. Possesso della Partinico Audace che prova a ripartire sulla fascia sinistra con Zerillo. Zerillo per Mistretta, lancio intercettato. Numerose le proteste. Ogni palla è mezz'ora. Ora c'è mezzo un metro. No, le parole, sei sbagliato, ok, ma mi suoniamo così. Sì, ma si devono chiedere scusa, non è che si può sentire come vogliono così. Ma prima del coraggio non prescrive il dottore, no, ora per il momento. Ok, tienitelo, Fra, io lo faccio. Riprende il gioco con una rimessa laterale in favore della Partinico Audace che prova a costruire in qualche modo l'azione vincente che potrebbe ristabilire il match di parità. Cross in mezzo che non riesce però a trovare la spizzata vincente. Altro cross intercettato stavolta dalla difesa della squadra di casa. Pallone alto, sarà rimessa laterale. Cambio per l'Accademia Trapani. Esce Agnello, entra Bier. Sostituzione per l'Accademia, esce col numero 11 Agnello e viene sostituito col numero 8 da Baie Decco. Palla, grazie.
Raga, palla, grazie. Si riparte con la rimessa dal fondo di Mistretto. Pallone impreciso, finisce in rimessa laterale in favore della Partinico Audace, che punta a ripartire subito. La squadra ospite lamenta un fallo, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Sarà rimessa laterale in favore della squadra di casa. Campanella cede il pallone. Lancia a cercare Secan, non ci arriva. Pallone nuovamente in fallo laterale, questa volta in favore della Partinico Audace. Accademia Trapani disposta molto bene in campo, riesce a disinnescare qualsiasi tentativo di incursione da parte della squadra ospite, che nonostante la superiorità numerica sta dimostrando notevole fatica a trovare la via della porta. Nel frattempo possesso della Partinico Audace, che prova l'ennesima incursione sulla fascia destra, pallone che termina. La squadra ospite lamenta un fallo in aria e chiede il rigore, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Nel frattempo si prepara un altro cambio per l'Accademia Trapani. Oh, Ciccio! Ora al dito. Chiama aiuto, Ciccio! Si prosegue il gioco per il direttore di gara, non favorendo il cambio richiesto dall'Accademia Trapani. Nel frattempo la Partinico Audace tenta l'ennesima incursione. Invio lungo del portiere, che però finisce sulla testa della difesa. Dai Ale! 25! Dai! Nel frattempo rimessa laterale della Accademia Trapani, che nonostante il gol del vantaggio continua a proporsi in avanti alla ricerca magari del raddoppio e tenta il tiro da Uganno, murato dalla difesa avversaria. Nel frattempo tentativo di ripartenza da parte della Partinico Audace, che si affida al compagno sulla fascia destra, che non riesce a capire le intenzioni del proprio compagno, e palla che finisce dunque in fallo laterale. Nel frattempo 70° minuto di risultato sull'1-0, a sbloccare la partita il gol di Secan. L'Accademia Trapani è riuscita a portarsi in vantaggio nonostante un'inferiorità numerica che si trascina sin dal primo tempo.
fallo commesso in attacco da parte della Partinico Audace, giocatore che rimane a terra. Arbitro! Ivan! Arbitro! Ivan! Cambio! Nel frattempo cambio richiesto. Richiesto l'intervento invece dei medici per quanto riguarda uno dei giocatori dell'Accademia Trapani che rimane a terra a seguito del contrasto avvenuto in rete di gol. Nel frattempo per la Partinico Audace esce Zerillo ed entra D'Amico. Sostituzione per il Partinico Audace, esce con il numero 3 Zerillo e viene sostituito dal numero 15 D'Amico. Mistretta attende il via del direttore di gara per battere, che arriva in questo momento. Lancio lungo di Mistretta in cerca dei compagni in avanti, tenta l'aggancio Secan, non riuscendoci, palla che finisce in controllo della Partinico Audace, che prova nuovamente a ripartire a caccia del gol del pari che ristabilirebbe la parità in questo match. Palla che finisce in un fallo laterale. Nel frattempo c'è un giocatore dell'Accademia Trapani che lamenta un colpo ricevuto in area e rimane a terra. Entrambe le squadre attorno al giocatore, numerose le proteste che iniziano a venire fuori, soprattutto per quanto riguarda la squadra ospite, che vorrebbe avere più tempo per poter giocare e di conseguenza per poter tentare di costruire l'azione vincente che varrebbe il gol del pari. Nel frattempo viene nuovamente richiesto l'intervento dei medici per il giocatore a terra. Minuti che scorrono, che probabilmente verranno recuperati nei minuti di recupero che al termine del secondo tempo comunicherà il direttore di gara. Dani, se non ce la fa Ciccio a battere, per battere a Marco. Diglielo, Dani, diglielo a Ciccio. Problemi all'India. Gioco ancora fermo. Giocatore che viene accompagnato fuori. Ricordiamo che con l'esito di questa partita l'Accademia Trapani salirebbe a 6 punti in classifica, mentre la Partinico Audace rimarrebbe a 7 punti. Rimessa laterale battuta dall'Accademia Trapani, che tenta il lancio lungo verso i compagni che si propongono in attacco. Secan prova ad arrivare ad avventarsi sul pallone, ma Polizzi esce. Altro giocatore a terra dell'Accademia Trapani, questa volta Campanella. E entra invece in gioco Centonzi. Lancio lungo di Mistretta. Lancio lungo della Partinico Audace alla ricerca del compagno sulla fascia sinistra, pallone che però viene lasciato sfilare. Sarà dunque rimessa dal fondo. Lancio lungo Mistretta.
Non battere più, Ciccio, non battere più! Tentativo di recupero da parte della Martinica Audace che si propone nuovamente in attacco. E destro! Marco! Marco! Caronia tenta di mettere il pallone in mezzo, pallone che invece si schianta sulla difesa dell'Accademia Trapani, garantendo loro un calcio d'angolo. Marco! Demba! Demba! Pallone in mezzo, spizzata non vincente che non riesce a trovare lo specchio della porta, pallone che va sul fondo, Mistretta che tranquillamente recupera il pallone senza alcuna fretta. Nel frattempo altro cambio in casa Accademia Trapani. Danilo, Danilo! Rimani qua. Sostituzione per l'Accademia. Esce con il numero 4 Cambio in casa Accademia Trapani, esce il numero 18 Buongiorno, entra il numero 4 Ilari. Nel frattempo pallone impreciso di Mistretta che finisce in fallo laterale. Ma fallo battere a Marco! Nel frattempo l'Accademia Trapani recupera un pallone provando a lanciarsi in avanti. Secan lamenta un fallo, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Prova a costruire sulla fascia sinistra la partita riparte Campanella che subisce fallo. La panchina dell'Accademia Trapani chiede una munizione. Fallo subito e punizione battuta da Campanelli. Ciccio, è rimesso da fondo, falla battere a Marco. Non fa niente, almeno facciamo stanza. Ce la fa. Campanella cerca i compagni sulla sinistra, trovando però la testa di Grillo. Possesso nuovamente in mano la Martinica Audace. Martinica Audace che lamenta un fallo subito. Punizione battuta dalla Martinica Audace che prova strenuamente a cercare il gol del pari. Pallone intercettato dalla difesa dell'Accademia Trapani che può ripartire. Tutto regolare per il direttore di gara, quindi si continua. Occasione d'oro per la Martinica Audace. Attimi di sempre più alta tensione all'impianto sportivo Roberto Sorrentino di Trapani. La Martinica Audace cerca strenuamente di trovare la via che potrebbe portare al gol del pari, ma trova un'attenta difesa dell'Accademia Trapani che finora riesce a disinnescare quasi tutti i tentativi di affondare il colpo vincente da parte della squadra ospite. Nel frattempo
Si prosegue il gioco, lancio lungo alla ricerca di compagni in avanti, si scontra però con la testa. Altro cambio in casa Partinico Audace. Entra il numero 20, esce il numero 8. Pitone per Lavardera. Nel frattempo rimessa laterale in favore della Partinico Audace, che cerca nuovamente di proporsi in avanti. Ennesimo tentativo disinnescato e ripartenza sprecata però dall'Accademia Trapani, che poteva veramente ottenere il gol, l'occasione comunque per realizzare il gol del raddoppio. La Partinico Audace lamenta un ulteriore fallo in area di rigore, l'arbitro però non è successo niente, invita a mantenere la calma, ma sarà comunque calcio d'angolo in favore della Partinico Audace. Battuto velocemente, tentativo di tiro che si trasforma in gol. A segnare il gol dell'1-1 Sanseverino. Parità ristabilita al Roberto Sorrentino di Trapani. Al dunque trova il gol del pari la Partinico Audace, che adesso ricomincia la partita con tutt'altra foga, con tutt'altra voglia di cercare di trovare il secondo gol, che varrebbe la completa rimonta, varrebbe i 3 punti preziosissimi per rimanere nelle zone alte della classifica di eccellenza girone A. Nonostante l'Accademia Trapani abbia cercato in tutti i modi di mantenere il vantaggio in maniera meritata, conquistato nel secondo tempo, alla fine la Partinico Audace è riuscita a trovare la via vincente per trovare il gol che ristabilisce in parità il match e chissà, magari riapre la partita per possibili nuovi sviluppi. Nel frattempo rimessa laterale in favore della Partinico Audace, che cerca il lancio lungo verso i compagni proposti in avanti, fallo ai danni dell'Accademia Trapani. Attimi di tensione, attimi di grande tensione, il direttore di gara invita a mantenere la calma. Campanella batte lungo, tenta di spiazzare Polizzi, che però attento afferra il pallone e lancia lungo verso i suoi compagni. Pallone intercettato però dall'Accademia Trapani, che ritorna in possesso. Fallo stavolta commesso nuovamente dalla Partinico Audace, fallo di mano. Mancano ormai pochissimi minuti al termine del match. Risultato di 1-1, gol di Secan per l'Accademia Trapani, mentre di Sanseverino per la Partinico Audace. Tenta ancora di proporsi in avanti l'Accademia Trapani per magari riacciuffare il vantaggio
ma si ripropone in attacco la Partinica Audace che scatta sulla fascia sinistra e tenta l'inserimento in area. Fallo ai limiti dell'area, ai danni di Mistretta. Tensione sempre più alta al Roberto Sorrentino di Trapani. Entrambe le squadre vogliono chiaramente uscire con un bottino favorevole, se non il bottino pieno da questa gara. Sicuramente c'è una grande voglia da parte della squadra ospite di approfittare dell'inferiorità numerica della squadra di casa per cercare di concludere quella che potrebbe essere la rimonta che varrebbe i 10 punti in campionato della Partinica Audace, che attualmente si trova a 7. Alla battuta San Severino, ancora nel gol del palo. Il secondo! San Severino cede la battuta a Caronia, che si appresta alla battuta. Mistretta ci mette una pezza, sbattendo però contro il palo, richiedendo l'intervento dei medici in campo. Limite! Danilo! Forza, occhio! Attaccate! Altri minuti che scorrono, sicuramente verranno recuperati. Recupero probabilmente sostanzioso quello che darà il direttore di gara, date le numerose interruzioni soprattutto nel secondo tempo. Nel frattempo il gioco fermo. Prendi l'uomo, tempo! Gioco che riprende, calcio d'angolo in favore della Partinica Audace, che tenta il pallone. Alfano tenta il gol di trovare la via del gol del vantaggio. Troppo impreciso il tiro, però. Nel frattempo altra sostituzione per l'Accademia Trapani. Entra il numero 20 Pizzo ed esce il numero 7 Daguanno. Sostituzione per l'Accademia, esce con il numero 7 Daguanno e viene sostituito il numero 20 Pizzo. Luca! Luca! Lancio lungo dell'Accademia Trapani alla ricerca dei compagni in avanti. Lancio che si va a scontrare. Ripartenza della Partinica Audace. San Severino favorisce lo scatto del compagno della fascia sinistra. Partinica Audace che trova il gol della rimonta. Tapin vincente della Partinica Audace che trova il gol del 2-1. Rimonta completata da parte della squadra ospite, che finalmente approfitta dell'inferiorità numerica della squadra di casa per portarsi in vantaggio nei minuti finali di gara.
Samu! E pensiamo a Paitini! Dai! Forza Samu, reagisci, Samu, bravo! Dai! La partita perfetta! Dai Mario, con la testa giù! Dai! Dai, Mario! 2-1 dunque il risultato in favore della Partinico Audace, squadra di casa che adesso tenterà il tutto per cercare di riacciuffare quantomeno il pareggio in una gara che in prima battuta sembrava in controllo per quanto riguarda l'Accademia Trapani nonostante l'inferiorità numerica. Attimi invece di tensione tra le due panchine. Arbitro che è costretto ad uscire il cartellino rosso per uno dei dirigenti della Partinico. Il dirigente della Partinico Audace è costretto a lasciare il quadrante di gioco a seguito delle accesissime discussioni con la panchina avversaria. Si ricomincia comunque con un fallo laterale in favore della Partinico Audace, che adesso cercherà in ogni modo di gestire al meglio il vantaggio meritatamente conquistato. Nel frattempo però l'Accademia Trapani non molla un centimetro e tenta in ogni modo quantomeno di cercare il gol del pari per mettere una pezza su una partita. Intervento durissimo, il giocatore della Partinico Audace che rimane a terra, l'arbitro invita immediatamente gli assistenti a correre in campo. Contrasto di gioco durissimo. Tutti i compagni entrano in campo. Attimi di tensione. Il giocatore della Partinico Audace che rimane a terra dopo un acceso contrasto di gioco. Tutta la squadra, anche la panchina attorno a lui. Gioco ancora fermo. Giocatore che non sembra fortunatamente in condizioni critiche, rimane a terra. Continua a rimanere fermo, siamo ormai oltre i 5 minuti di recupero, ma come detto poc'anzi sicuramente a seguito delle numerosissime interruzioni del gioco il recupero sarà molto sostanzioso, il recupero concesso dal direttore di gara. Questo risultato l'Accademia Trapani rimarrebbe a quota 3 punti, mentre la Partinico Audace riuscirebbe ad afferrare la terza vittoria stagionale, mantenendo la sua imbattibilità e salendo a quota 10 punti. Le precedenti giocate dalla Partinico Audace sono state contro la Carlo Misilmelli, vinta 1-1, contro la Parma vinta 3-1,
mentre contro il San Giorgio Piano vinta di misura con il risultato di 1-0. Questa dunque sarebbe la potenziale terza vittoria stagionale. Accademia Trapani invece con un avvio stagione un po' più difficoltoso, dove ha trovato la sconfitta a Bagheria nella prima di campionato, anche a Misil Meri con il risultato di 1-2 finale contro la Don Carlo Misil Meri. Trova invece la vittoria contro la Parmonval nell'ultima giornata di campionato con il risultato finale di 0-2 in suo favore. Richiesto l'intervento dei medici in campo, il giocatore è costretto ad abbandonare il campo a seguito di un duro scontro di gioco che lo ha colpito al viso. Siete venuti da Sta per riprendere adesso finalmente il gioco. Rimessa dal fondo di Polizzi, alla ricerca dei compagni davanti che potrebbero mettere il lucchetto definitivo a questa partita, ma ripartenza da parte dell'Accademia Trapani che non si perde d'animo e nonostante l'inferiorità numerica cerca spasmodicamente di trovare il gol che ristabilirebbe la parità nella partita. Nel frattempo calcio d'angolo in favore dell'Accademia Trapani, batte sempre Campanella che chiama lo schema. Altro intervento falloso in area, giallo per il numero 10 dell'Accademia Trapani. Sarà nuovamente Polizzi a lanciare lungo probabilmente per i compagni. Lancio lungo alla ricerca dei compagni in avanti che va a sbattere contro la difesa della in stretta, controlla con le mani e tenta di lanciare subito i compagni in una ripartenza. Campanella per Cammareri che cerca i compagni in mezzo, cerca e non trova per un pelo Secan. Numerosissime le proteste. Calcio d'angolo dell'Accademia Trapani. Fallo in attacco commesso dall'Accademia Trapani. Pallone nuovamente tra le gambe della Partinico Audace, che oramai conta i secondi prima del triplice fischio dell'arbitro, che potrebbe arrivare dopo l'ennesimo rinvio lungo di Polizzi. Direttore di gara che invece fa continuare a giocare. Sali, sali, Samu, sali! Cammareri.
Oh, mister, dai! Mister, ma cos'è, mister? Sempre più acceso il match che ormai volge ai minuti finali. Triplice fischio dell'arbitro. Accademia Trapani Partinico Audace termina con il risultato finale di 1-2 in favore degli ospiti. Per l'Accademia Trapani l'autore del gol è Secan, mentre per la Partinico Audace San Severino e Rosone. Partinico Audace che adesso vola a quota 10 punti e si mantiene sulle zone alte della classifica, mentre l'Accademia Trapani rimane a quota 3 punti.